Sì, sono stracontento della voglia che c'è in Sicilia di risorgere. Qua troppi politici hanno chiesto i voti, li hanno presi, sono scappati e poi crollano i viadotti, e poi c'è l'agricoltura e la pesca che sono in ginocchio, e poi arrestano 2, 3, 4, 5 consiglieri regionali al giorno, e poi c'è un 50% di disoccupazione giovanile. Ragazzi, noi qua non abbiamo mai governato come Lega, come noi con Salvini ci mettiamo a disposizione, contro gli inciuci qua si mettono d'accordo destra, sinistra, sopra, sotto pur di mantenere la poltrona. E noi vogliamo dare alla Sicilia una speranza diversa, di normalità, quindi qualche posto di lavoro in più e qualche immigrato clandestino in meno, questa è la scommessa. Anche se le contestazioni non fanno più notizia, lei cosa si sente dire ai ragazzi che hanno criticato il suo arrivo in Sicilia? No, ma ognuno è libero di non condividere le idee di noi con Salvini, non votare, di cambiare canale, non venire in piazza, basta che non siano violente. Ecco, quando le contestazioni sfociano nella violenza, nell'aggressione, nella minaccia, nel lancio di oggetti, quella è violenza e quella non esiste. Comunque, ripeto, avremo tanti difetti, ma noi la Sicilia non l'abbiamo mai governata, e se è messa così come è messa, evidentemente perché gli altri hanno fallito. I leader li scelgono i cittadini, gli italiani, non Tizio, Caio, Sempronio, quindi vediamo come voteranno i siciliani, i veneti, i liguri, i toscani, i pugliesi domenica prossima. In base al voto degli italiani i leader saranno quelli che gli italiani avranno scelto. Che questi qua sono fantastici, è sempre colpa della Lega, probabilmente se oggi pomeriggio piove è colpa della Lega. Un conto era aprire un centro di emergenza quando c'era la guerra in Libia, altro conto è averlo trasformato nel più grande business sulla pelle degli immigrati che ci sia in Europa, con alcune procure che indagano. Il CARA di Mineo andrebbe chiuso domani mattina, se non lo chiudono è perché qualcuno ci sta guadagnando, evidentemente, perché la Sicilia merita altro, merita di lavorare e di vivere su altro, quindi se ci sono degli italiani che speculano vanno messi in galera come chiunque altro, e questa è la dimostrazione del fatto che le partenze vanno fermate in ogni maniera possibile.